I cantieri finiti, le ditte hanno speso per comprare le forniture, hanno fatto il lavoro, hanno pagato le maestranze, hanno adesso i crediti in pancia e non riescono sostanzialmente a vendere questi crediti che sono in capo alle banche e quindi si trova in una situazione anche dal punto di vista del bilancio, dal punto di vista economico, bellissima, ma in realtà non esiste in banca. E quindi tu non riesci né a prendere nuovi lavori né a gestire i problemi giornalieri. Da strumento ideato per la ripresa a zappa sui piedi, per usare un'espressione metaforica. Ecco come si è trasformato il super bonus 110. Per le imprese edili padovane fin dall'inizio era sembrato un modo per far ripartire le aziende, ma i fondi sono finiti e il governo è intenzionato a bloccare la proroga. Risultato, secondo le stime delle associazioni di categoria, circa il 50% delle imprese padovane ora rischiano la chiusura. Bloccare tutto vuol dire mandare in crisi l'intero reparto. Se loro hanno veramente dei soldi da investire e dedicano risorse, non fatelo più a 110, ma riducetelo. Cercate di far impegnare anche le varie famiglie e i condomini in un investimento, anche se minimo, però che crei un certo tipo di interesse. ANCE e anche le associazioni degli artigiani chiedono un incontro al prefetto. La situazione è difficile e rischia di creare terreno fertile per le infiltrazioni mafiose. La cosa più pericolosa che stiamo vedendo è che l'imprenditore non ha il coraggio di dire che è in difficoltà. Questo significa due cose: A, una morte lenta andando a deturpare la liquidità che è rimasta; B, infiltrazioni mafiose. Quindi bene andare dal prefetto, bene farlo intervenire.